Salve a tutti e grazie di essere qui. Mi trovo presso il centro Maya. Il centro Maya è il nostro centro certificato Steinberg, quindi dove potete studiare le nostre tecnologie, sia hardware che software, con docenti certificati. Alla fine del vostro percorso di formazione avete la possibilità di avere le certificazioni ufficiali Steinberg, che al momento in tutta la Liguria diciamo, abbiamo solo questo centro, quindi è un'unica opportunità. Tutti gli studenti che frequenteranno i nostri corsi certificati presso questo centro avranno i Cubase LE in omaggio, che sono software a tempo indeterminato entry level, avranno accesso alle nostre tecnologie. In più, in particolare in questo centro, c'è la possibilità, che naturalmente è un plus molto importante, di avere uno studio importante come quello che vedete, dove potete provare anche le schede che produciamo noi. In questo caso c'è, se riusciamo ad inquadrarla, questa scheda qui che si chiama AXR4, una scheda per noi molto importante, realizzata con un marchio che non ha bisogno di presentazioni, che è Rupert Neve. Quindi questa scheda, che ha un'altissima frequenza di campionamento e di quantizzazione, presenta 4 ingressi frontali con dei preamplificatori ibridi realizzati da Yamaha e da Rupert Neve. Inoltre avete i silk in doppia colorazione, sia rossi che verdi, che vi danno quel suono caratteristico hardware che è quello di Neve. Io in particolare nella mia esperienza, adesso ho prodotto un ragazzo che è a Sanremo Giovani, per esempio, tutto quello che sono state le riprese della voce le ho fatte direttamente entrando dentro la scheda e passando i preamplificatori. Naturalmente questa è una mia ipotesi, poi possono essere presenti importanti preamplificatori e voi potete, come dire, scegliere di lavorare in un altro modo. In questo caso questa scheda, con la nuova release, è possibile utilizzarla sia con delle connessioni di tipo Thunderbolt oppure utilizzarla in USB. Qual è la differenza? Che in Thunderbolt la potete mettere a cascata fino a 3, mentre USB non è possibile. Se volete ulteriori informazioni su questa scheda potete consultare quello che è il nostro sito steinberg.net. Sempre in questo centro avete un'importante sala da ripresa, quindi dopo che avete studiato con il nostro docente certificato è possibile in più, come non è sempre possibile negli altri centri, mettere in pratica quello che avete studiato, che secondo me è una cosa importantissima con uno studio importante come questo. Tutte le informazioni le trovate sul sito, oppure ancora nella nostra pagina steinberg.net, vi muovete su Education, andate su Italia e vedete che è presente questo centro. Per quanto riguarda i nostri percorsi certificati, anche qui vi consiglio di andare sul sito, dove potete vedere quelli che sono gli altri centri, non in Liguria ma nel resto dell'Italia. Quello che vedremo oggi è una presentazione di quelle che sono le nostre tecnologie, soprattutto quello che, diciamo, sono gli aggiornamenti che abbiamo fatto con l'ultima release che c'è in commercio, che è Cubase 10.5. Mi dispiace di avere la mascherina, sappiamo che non è un momento facile, faccio anche io fatica a parlare, però spero che comunque tutto quello che sono, quello, diciamo, che il know-how che vi voglio comunicare sia fruibile da parte vostra. Una cosa che faremo di più, semplicemente di vedere Cubase 10.5, e di vedere un plugin per chitarra che è di Line 6. Line 6 è un famoso marchio che conosciamo tutti, che adesso fa parte del nostro gruppo, quindi è il gruppo Yamaha. Come sappiamo anche Steinberg, noi siamo di proprietà di Yamaha dal 2005, e quindi adesso c'è stata quest'altra importante acquisizione, come l'era stata Bosendorfer per i pianoforti o altri marchi. Abbiamo realizzato come Steinberg un importante bundle dove avete una scheda, dove avete la possibilità quindi di lavorare con Cubase e con questo plugin che poi andremo a sentire nel dettaglio. Adesso io, scusate le spalle, mi muovo nel GUI di Cubase. Questa è la schermata del 10.5, esco dal plugin. Una delle cose più importanti che sono state fatte nel momento in cui abbiamo realizzato questo è la possibilità di andare nel nostro mixer, andando in F3, e come vedete qui io ho i vari
canali colorati di giallo, però non tutto lo strip è giallo. Oggi, andando in questo caso su preferenze, è possibile andare su preferenze rendendo tutto lo strip del mixer colorato. Questo, senza girarci tanto attorno, è molto comodo per chi decide di muoversi da Pro Tools ad andare verso Cubase, perché naturalmente per chi è abituato a vedere tutto il mixer diciamo, con la parte che noi chiamiamo rack della mix console, che è il mixer di Cubase colorato, certamente è un importante vantaggio. Per quanto riguarda invece la parte di produzione, mi muovo in un progetto di un disco rock che ho realizzato, esco dal mixer e da questa parte qui, vediamo questa parte gialla, zoom un pochettino, vi ricordo che lo zoom orizzontale è G e H, mentre quello verticale è Shift G e H. Mi muovo nella parte di sotto, quindi allargo un pochettino, cerco il materiale. Come vedete tutto il progetto l'ho organizzato per cartelle, entriamo ad esempio in la parte elettronica. L'utilizzo delle cartelle non è un utilizzo solo per un'organizzazione, per avere un workflow più performante di una modalità dove tutte le tracce sono aperte. In questo particolare caso, che è un disco a tutti gli effetti, sono circa 109 canali, quindi se io li avessi spalmati qui sarebbe un problema. Invece la riorganizzazione in cartella mi permette di gestire meglio tutto il mio progetto. Vi segnalo anche come le cartelle non sono solo utili per l'organizzazione, ma anche nella parte di produzione o per gestire dei premix di sezione, in quanto se io clicco su solo andranno in solo tutte le chitarre. Adesso facciamo un'ipotesi, quindi clicco solo. Oppure potrei poi andare naturalmente nella parte elettronica, mettere in solo e andare a gestire quest'altra parte. E naturalmente per come è organizzato Cubase potremmo utilizzare questa linea dove di solito io metto l'arranger track oppure la chord track o i marker, oppure inserire, anche questo è un suggerimento, quello che sarà il master finale realizzato, perché questa è diciamo, la produzione e questo è poi il disco finito. Nella fase di produzione, oltre a questa organizzazione a cartelle, che vi suggerisco, potete poi veramente colorarle in modo diverso. In particolare io mi coloro anche in modo diverso lo snare, il kick di ogni singolo canale all'interno delle folder track. Però anche le operazioni di editing, con questa release di Cubase abbiamo fatto delle migliorie. Con questo nuovo bottone, che è una combinazione sia del puntatore della freccetta che diciamo, del range selection. Come vedete, se io vado su questa zona e ancora faccio shift e entro un attimino, se mi muovo nella parte superiore è un range selection, se mi muovo nella parte inferiore è un puntatore. Questa possibilità vi dà molte opzioni di editing all'interno della fase di produzione, oppure di un remix o della fase di lavorazione prima del mix, perché ad esempio potrei fare semplicemente così, prendo questo e lo sposto di qua, quindi senza fare tagli da nessuna parte, faccio semplicemente questa operazione, oppure faccio diversamente, clicco ho delle opzioni di comandi diciamo sulla tastiera per
unire delle operazioni che potrebbero essere sia la semplice selezione e spostamento, oppure prendere la selezione e copiarla da un'altra parte. Invece muovendomi nella parte di sotto potrei muovere l'elemento, potrei combinare per tagliare e altre operazioni. Se questo tipo di, diciamo, di operatività non è qualcosa che vi aiuta, ma preferite la vecchia versione, cioè la 10, potrei cliccare qui sopra. A questo punto questo è tutto il range, e se mi muovo sul puntatore è tutto puntatore. Quindi è una vostra scelta, come era precedentemente quando abbiamo deciso di modificare la colorazione del mixer, di dare la possibilità di colorare il mixer. Possiamo continuare senza farlo, oppure utilizzando questa cosa qui. Una cosa, diciamo, secondaria, ma per me non tanto. Sappiamo l'importanza di avere gli snap, una griglia con dei marcatori dove ci impedisce, per esempio, il movimento di alcuni elementi su dei segmenti che non ci interessano, come in questo caso, no? Se noi dovessimo riposizionare questa parte di percussione a battuta 23, se non avessi uno snap, una griglia a mano, non sarebbe certamente una cosa semplice. Quindi io clicco su griglia, io suggerisco di muoversi su usa quantizzazione, in modo che la griglia può essere modificata sulla base di parametri di quantizzazione. Mi muovo alla battuta 23 ed è facile metterlo immediatamente in griglia. Quindi questa operazione di utilizzare uno snap di griglia e creare una griglia è un'operazione che si fa molte volte, quindi premendo adesso un bottone possiamo mettere in on e off e decidere di lavorare liberi o di mettere tutti gli elementi in griglia. Ulteriori modifiche le abbiamo fatte, delle migliorie, speriamo delle migliorie nella parte di sinistra, questa parte che vedete qui, dove ci sono tutta una serie di contenuti, sono più facili da utilizzare, ci clicchiamo dentro, anche qui avete l'instrument, poi potrei cliccare all'interno di, ad esempio, di Helion Sonic, se è dentro all'interno dei vari contenuti che Helion Sonic ha. Quindi io devo andare dentro Helion Sonic, devo lavorare con Dark Planet, clicco su Helion Sonic, poi clicco di nuovo, vado su Dark Planet, vedo tutti i contenuti. Naturalmente cliccando di nuovo vedrei tutti i contenuti. Potrei anche qui decidere di utilizzare ulteriori filtri, come il filtro sull'audio, creare MIDI file, MIDI loop, che vi permetterebbero immediatamente di cercare solo elementi audio, elementi MIDI, quelli che più possono essere importanti per voi. C'è una cosa che può essere importante, soprattutto nella fase di produzione, il fatto che noi abbiamo inserito questa manina che permette di creare immediatamente delle sezioni loop. Questo potrebbe dar fastidio, e vi segnalo che entrando nelle preferenze potete disabilitarla. A quel punto io, se per sbaglio mi muovo qui perché devo modificare la mia sezione di loop, ma non voglio che qui ci sia on e off di loop come lo è adesso, perché vedete che diventa purple indicando che il loop è in on, potrei disabilitarlo. Pensiamo adesso a un'altra fase, diciamo sempre di produzione. L'importanza anche nella produzione, ad esempio, di usare le automazioni. Le automazioni le avete in basso ad ogni singola traccia. Cliccando qui sopra adesso vediamo delle linee automazioni. Mi muovo ad esempio qui, oppure potrei andare sul volume e fare delle modifiche di volume. Quindi prendo la mia penna per fare un recap di quello che potete fare a livello di automazioni con Cubase. Possiamo lavorare in online, in offline. In online significa che io mando in play, clicco su write, nel momento in cui ho write automaticamente posso scrivere il mio volume. Quindi write e procedo. Certamente questo è un modo che può essere ok, però non è un modo per lavorare, diciamo, nel dettaglio. Quindi la seconda opzione è che io vado ad esempio sul volume e scrivo a mano quelle che sono le automazioni. Cosa possiamo fare? Oggi è molto facile, e il controllo delle automazioni in Cubase è molto importante. Ad esempio io adesso mi muovo di nuovo e vado su freccia. Vedete, creo un range selection. Se questa tutta la sezione, i rapporti, diciamo, a livello di dB all'interno del controllo del volume sono corretti, ma tutta la sezione risulta troppo forte e la vogliamo abbassare, basta che clicchiamo su questo bottone e vedete che piano piano viene tutto giù, cercando di mantenere il rapporto diciamo, di differenza di pressione tra i vari punti presenti a automazione. Oppure possiamo scegliere di fare questa operazione o quest'altra.
Possiamo anche fare questa, che non è diciamo, una cosa da sottovalutare, cioè noi abbiamo ad esempio una modifica del volume tra meno 20, meno 15 e meno 10 dB, ci accorgiamo che questa crescita di volume è ok, però i rapporti tra i vari punti c'è una dinamica, un range dinamico troppo alto, di volume troppo alto, e quindi possiamo, senza dover modificare ogni singolo punto all'interno del controllo del volume dell'automazione, cliccare su questo bottone. Anche le copie sono molto più facili del passato. Noi possiamo prendere tutta questa sezione, possiamo semplicemente con dei controlli rapidi, se poi decidiamo di andare a fare copia, 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 e quindi questa sezione di automazione verrà ripetuta per una serie di volte. Facciamo l'ipotesi, ad esempio, di avere delle tastiere e creiamo con delle automazioni qualcosa che assomiglia a un sidechain, quindi la tastiera che originariamente, ad esempio un pad, creiamo una situazione dove c'è creiamo un'onda, ricreare la stessa onda per tutto il drop sarebbe complicato. Allora noi diciamo semplicemente a Cubase di copiare il primo segmento di automazione per 10 volte e avremo la tastiera che ha questo tipo di, diciamo, di evoluzione del tempo con un controllo del volume facile da impostare. Ulteriori migliorie sono state anche fatte all'interno dei VST, sappiamo che ne abbiamo diversi, ci muoviamo sempre su Media, clicco su questa casetta e vediamo tutti i nostri plugin, sì, VSTI. VSTI sta naturalmente per Instrument. Interessante vedere che in questa sezione che si chiama Rack, che adesso è espandibile, la possibilità di vedere il GUI originale di ogni singolo instrument che abbiamo, perché potremmo averne tanti, non ricordare il nome, ma sicuramente la schermata ci darebbe la possibilità immediatamente di riconoscere. In questo caso noi vediamo questa, sappiamo che è PadShop, come la inseriamo nel progetto, basta che lo draghiamo all'interno e vediamo il GUI e possiamo cominciare a lavorare con PadShop. PadShop ve lo segnalo perché è un VSTI molto importante a sintesi granulare, dove abbiamo anche tante librerie anche espanse, realizzate anche da musicisti importanti, non solo di musica pop o elettronica, ma vi ricordo che per esempio con Steinberg lavora Simon Stockhausen, il figlio del famoso compositore tedesco, che naturalmente utilizza questo tipo di strumento che ha avuto vari premi per delle sonorità particolari. Quelli che sono state fatte, le migliorie importanti, la possibilità adesso di lavorare con PadShop in una sezione di FX, quindi di effetti, avere degli arpeggiatori al suo interno e ulteriori possibilità di lavorare con una serie di parametri sempre più evoluti e più facili da utilizzare. Ad esempio questo, la possibilità in una sorgente, in un offset e quindi di una modulazione, di immediatamente gestire per esempio con un pitch bend, un cutoff, e questo adesso cliccando su queste zone vediamo quello che può gestire che cosa. Ad esempio potrei fare così, selezionare un parametro e vedete immediatamente che qui c'è scritto envelope, diciamo l'inviluppo del filtro, e qui un'altra sezione di destination. Questo l'avremmo dovuto fare a mano, invece adesso è semplicemente drag and drop. Un'altra cosa in questo caso molto richiesta, soprattutto da chi fa il compositore, non tanto nella fase di mix, la possibilità di avere delle registrazioni, ad esempio nel MIDI, che siano precedenti al momento in cui metto in registrazione il mio segmento. In questo caso facciamo un'ipotesi e draghiamo all'interno di questo progetto Retrolog 2. Mi muovo quindi in studio, se non avessi uno studio importante come questo, mi trovo sul treno oppure una fase creativa in qualunque luogo, clicco qui sopra, abbiamo una tastiera integrata di Cubase. Questa tastiera, vi ricordo, perché a volte succede questo problema, che nel momento in cui io attivo la tastiera perdete dei comandi rapidi di Cubase, quindi probabilmente, come state vedendo, io clicco su GH o Shift GH, che sono gli zoom verticali e orizzontali, e non funzionano perché attiva la tastiera. Quindi io clicco qui, vedete sto suonando Mi, Fa, metto attivo in solo Retrolog. Se vedete questa sezione, ci clicco sopra
e mi ha registrato quello che ho fatto, ma io non ero il rec. Quindi io posso essere fermo con una tastiera, mi metto lì, suono una sezione, mi viene un'idea importante e anche se purtroppo ho dimenticato di cliccare sul rec, la potete registrare. Ancora più importante è se quello che fate, anche senza metterlo in rec, è in una sezione di loop. A quel punto voi cliccate su quest'altra opzione che adesso non è attiva, lo traduco in italiano, inserisci un circle recording e se io registro qualcosa, un segmento, un piccolo riff di un drop di una sezione, e suono in questo loop 4 volte, me lo divide in 4 corsie diverse. Quindi io poi lo posso andare a scegliere, posso decidere di mixare, di montare con un comp le varie sezioni e tutto quello che ho pensato comunque rimane bloccato all'interno del vostro Cubase. Questo sicuramente è un'altra cosa importante che ci può essere utile. Per quanto riguarda diciamo, altre cose importanti a livello di compositivo, andiamo a questo punto a sentire quello che vi dicevo prima, che ho accennato quando ho introdotto questo nostro incontro, la possibilità di avere con Cubase un plugin che fa parte del nostro gruppo storico, di un marchio storico che è Line 6. Quindi apro in questa ipotesi, perché ci sono varie modalità per aprire una nuova traccia, faccio bottone destro sulla tracklist, mi muovo su audio. A differenza delle versioni precedenti non serve più creare un bus in ingresso, ma mi muovo direttamente qui, vado a controllare la mia scheda, ingresso numero 2, gli dico dove voglio uscire, posso immediatamente mettere il nome della traccia e quindi gli dico line 6, eccola qui, la metto in solo e metto il rec. Prendo il mio strumento, prendo un plettro e attivo il monitor. E quindi questo è il test. Andiamo a sentire un attimo questi line 6. Quindi clicchiamo sulle varie opzioni, anche questo ve lo voglio segnalare. Abbiamo adesso tutti 1000 plugin, no? 1000 plugin e poi ne utilizziamo solo una parte o abbiamo difficoltà a trovarle. Comunque, come in questo studio professionale, se le cose uno le riesce a fare, a concentrare il tempo di produzione non sulla ricerca di plugin, ma su fare un suono decente, sicuramente meglio. Quindi vi ricordo che in Cubase potete diciamo, dividere e catalogare i vostri plugin per marchi, cliccando qui sopra, per produttori o per categorie. Ancora meglio, se ad esempio il fonico è abituato, quando registra la mia chitarra, a utilizzare sempre quei 4 plugin, potete customizzare e vedere qui solo tutti i plugin che si chiamano Franco, che è il mio nome. Quindi metto Franco, lì apparirebbero solo i plugin che sono quelli che generalmente vengono utilizzati per registrare me, e anche qui il flusso di produzione sarebbe più rapido. Clicco su Native Alien, ecco qui la schermata, la potete anche espandere e avete molti parametri. Come vedete qui ci sono una serie di controlli e qui una serie infinita di preset. Per evitare confusione, adesso se registro, mi muovo alla fine di questo brano, così non mi sovrappongo agli elementi già presenti. Mi muovo qui, torno sulla mia traccia, entro sulla E, che vuol dire Edit. Qui ho tutti i preset, qui vedete che c'è scritto Distortion, Dynamics, EQ, Modulation, Delay, quindi potrei cominciare a creare, prendo quella testata, prendo quel cabinet, metto quel plugin, oppure posso utilizzare quelli presenti. O, come in tutti i plugin che noi abbiamo, o andare a creare il mio preset. Quindi vado qui e richiamo un preset. In questo caso potrei cliccare su Boco Power, quindi sovrascrivi, e potrei poi andarne a prendere un altro, oppure solo. Ti faccio sentire che sulle note anche acute come il plugin continua a tenere un buon suono. Generalmente ci sono, per chi è chitarrista sa che quando si va sulle note molto acute i plugin cedono.
se io volessi un altro suono, vado qui, potrei richiamarne un altro dei miei plugin, vado qui, scelgo un altro e poi decido anche delle modifiche e vediamo cosa possiamo fare. Se volessi fare delle modifiche, ad esempio vado su distorsioni, abbiamo due parametri, in questo caso vedete che è spento, clicco qui e ho i primi due parametri. Questa è come una catena dove gestiamo tutto il nostro suono. Quindi qui abbiamo il volume e qui abbiamo il delay. Quindi voglio maggior delay, non faccio altro che entrare qui. Se ne voglio di meno, naturalmente torno indietro, oppure vado qui e ho la gestione dell'EQ, del driver, potrei aumentare le saturazioni. Se voglio spegnere il delay basta che mi muovo su questa sezione e l'ho completamente annullato, oppure lo potevo spegnere. Altri funzionamenti, qui avete l'equalizzatore che potete disattivare e abilitare. I suoni di questo, diciamo, simulatore per chitarra sono molto importanti. Il fatto di creare con assoluta velocità il preset vostro, secondo me, è un altro vantaggio. Qui vediamo i segnali in ingresso, qui vediamo i segnali in uscita. La gestione è semplice. Andando a vedere un altro parametro, qui c'è scritto EQ, vediamo che è attivo nello specifico il parametrico dell'EQ e qui abbiamo tutti i parametri. Quindi se lo voglio disattivare vado qui, se lo voglio proprio annullare vado su quest'altra zona. Questo plugin non è integrato nella versione 10.5, però è presente nel bundle che abbiamo realizzato nel nostro, tra la linea dei nostri prodotti. Questo, se ricordo bene, questo bundle in particolare non è a tempo indeterminato, quindi c'è una produzione di questo bundle, appena verrà venduta tutta non sarà, penso, riproposto. Però l'integrazione con Line 6 potete immaginare sarà sempre maggiore. Per quanto riguarda invece la parte di mixing, possiamo passare su un altro progetto, quindi chiudo questo, anche per cambiare un po' genere. Rivado dentro il nostro hard disk, clicchiamo e facciamo... Scusa, vediamo un po', prendiamo quest'altro. Okay. Senza che poi... Naturalmente, essendo online, ci nascondiamo. Quando ho cliccato, avete visto che sono usciti Cubase 11, Nuendo 11, che non sono presenti sul mercato, ma che comunque, naturalmente, stiamo preparando. Questo è un altro progetto. Ci clicchiamo sopra, togliamo tutti, facciamo anche F4, così lo andiamo a vedere un attimino. Vedete che io per adesso di default sto cercando di controllare tutto l'audio non dall'uscita stereo, ma bensì dalla control room, perché vedete che l'uscita mi va verso un audio device no connect e non c'è nessuna porta. Questo è normale nel momento in cui voi attivate la control room, dove vi ricordo potete gestire simultaneamente fino a 4 QMix di 4 musicisti diversi, che vuol dire che al chitarrista potete dare una cosa, al batterista un'altra, gli potete dare il click, potete creare un tollback e quindi gestire tutto quanto senza l'ausilio di una control room hardware o di tanti tipi di hardware, e quindi gestendo tutto da Cubase. Andiamo a sentire un attimo questo progetto. Volevo solo dirti che è dall'alba che ti cerco in ogni angolo del giorno, finché callera il sipario, subito dopo il tramonto, mentre sento sul mio petto i tuoi battiti al secondo, perché il tuo posto nel letto è il posto nel mondo.
Io mi sento a casa solo a tarda sera e la mia pelle fusa lungo la tua schiena. La notte è lunga, la notte è sei. Io mi sento a casa solo a tarda sera e la mia mente ruvida diventa sera. Come vedete anche qui di solito io creo il progetto di questo artista che speriamo vada avanti nei 60 di Sanremo, che si chiama Boco, e poi di solito mi metto rientro dentro il masterizzato, che attualmente io faccio con Wavelab, perché tutto non si può fare con Cubase, soprattutto per esempio mettere i codici, Redbook, meta informazioni, copertine, operazioni del genere. Però ci sono anche qui importanti novità nelle nuove release che vedrete di Cubase. Per quanto riguarda nello specifico, questo c'è io direi un'importantissima novità, ma ormai questo Cubase è uscito da un po' e sappiamo che tutti i producer, non solo me, amano questa importante novità. Allora noi abbiamo la cartella delle drum, le apriamo un attimino e le ascoltiamo. Adesso io apro il kick che ho fatto e metto in solo il kick. Immaginiamo che con questo kick noi vogliamo gestire il basso. E dobbiamo equalizzare il kick e il basso. Operazioni che vi verranno spiegate benissimo durante i vostri corsi presso il Maya. Per quanto riguarda il sidechain, pensiamola un pochettino generalmente come da scuola, quindi io potrei prendere la mia traccia X, il kick, creare una mandata, questa mandata entrare ad esempio nel compressore del basso, in modo che il basso vada giù di volume quando arriva il colpo di kick. Quindi devo aprire il compressore, fare una mandata, oppure sdoppiare la traccia di kick, quindi un kick se ne andrà nello stereo output e un kick entrerà dentro il compressore per fare l'effetto sidechain. Vi ricordo che adesso è tutto molto più facile, quindi io voglio questo abbassamento di volume del basso quando c'è il kick, apro nella parte di insert di Cubase un compressore interno, tipo questo, attivo la porta di sidechain, clicco qui e gli dico chi è che governa il mio sidechain. Il mio sidechain viene governato ad esempio dalla traccia, non la trovo, quindi scrivo kick, dal kick, l'operazione è finita. Quindi tutto quel routing che quando l'hanno spiegato a me, forse anche a te, comunque va capito, certamente prima va capito a che serve, penso. E poi bisogna cercare, come quella che è la nostra filosofia, di fare in modo che il produttore, il musicista si concentri a fare la produzione e al punto di vista creativo, quindi evitando di avere tanti problemi. Sicuramente questa è un'ottima soluzione. La seconda cosa è la possibilità, la necessità che abbiamo tutti di mixare e di regolare con degli EQ per non avere, ad esempio, un'assoluta banalità, 150 Hz o 100 Hz di un basso che vada sui 100 Hz a gonfiarsi insieme al kick. Quindi se noi ci muoviamo come più o meno anche qui da scuola, entriamo nella E del kick, questo è il nostro equalizzatore. Vi ricordo che Cubase dispone di un equalizzatore a 4 bande, parametrico, con una serie importanti di filtri. A questo abbiamo aggiunto un HC, che vuol dire high cut, quindi un passabasso, chiamiamolo diversamente, vedete, potete fare questa operazione o potete fare anche quest'altra, a cui vanno aggiunti gli altri. Vi ricordo anche che avete il frequency, che non andrei a sottovalutare. Anche qui mi va di dire due parole perché può essere interessante. Il frequency è un equalizzatore a 8 bande, ma al contrario di questo è un equalizzatore che lavora in stereo, oppure può lavorare in mid and side. Questo è molto interessante perché io avrei nell'ipotesi di un mix classico hard rock, le due chitarre completamente aperte ai lati, le due chitarre sono registrate con 2 Marshall, sono troppo squillanti e quindi noi vogliamo semplicemente rendere meno squillanti queste due chitarre. Io quindi mi muovo ad esempio in un punto, faccio così,
Se io lo faccio in un normale equalizzatore, andrò a scavare queste frequenze per il dB, in questo caso 2.7, su tutto il mix. Ma se io mi muovo in mid e inside e quindi switch off il mid e invece apro il side, in questo caso questa operazione di abbattimento del tot dB che il tecnico ci dirà di utilizzare ed implementare il mix avverrà solamente sui lati del mix, e questo penso sia una cosa molto molto interessante. Un'altra cosa interessante è la possibilità di scindere non solo mid and side, ma anche la possibilità di lavorare o col destro o col sinistro. Certamente mid and side può essere un plus superiore, ma ritorniamo a noi e diciamo che dobbiamo mixare il kick col basso. Io che vengo dall'elettronica, o meglio, vengo da un percorso classico, però per una serie di coincidenze poi diciamo le cose che i percorsi artistici più riusciti, quando pure ho fatto Sanremo con Gualazzi, che era un pezzo elettronico, Bloody Beatles, un artista elettronico, sono stati in quel segmento e perciò sono ancora molto diciamo concentrato sulle basse frequenze, diciamolo così. E sappiamo che sono problematiche perché sono quelle che sentiamo peggio, sento quelle che hanno bisogno per essere sentite di un impianto importante e tanti altri fattori. Andiamo intanto a spegnere questi nostri filtri, quindi ipotizziamo che cominciamo a creare un EQ del nostro kick, quindi entro qui dentro, spengo con la C il click, vedo che il corpo del mio kick è attorno a questa frequenza qui, che puntando mi accorgo che diciamo 80 Hz. Adesso un filtro shelving che non va bene, mi muovo su un parametrico e faccio questa operazione. Adesso, se io devo andare a fare un controllo, ad esempio sul basso, devo cambiare, vado sul basso, clicco sulla E e comincio, metto in mute la traccia di kick e metto in solo la traccia del basso. E comincio a lavorare. Questa operazione la dovrete fare molte volte tra varie tracce. Secondo me e secondo noi è molto più facile quest'altra operazione. Ho il kick, poi qui vado a scriverci il nome dell'altra traccia che mi interessa. Quindi mi muovo qui e vado a scrivere basso, e adesso io clicco sul basso, comincio a equalizzare il basso, ma sotto vedo il kick. Non so se è chiaro. Cioè io adesso sto equalizzando il basso, mi accorgo che il kick ha 80 Hz più o meno, che è il cuore del kick, quindi tendenzialmente andrò a livello di scuola a scavare proprio quelle frequenze, ma senza la necessità di rientrare nella traccia del kick, perché io da un unico equalizzatore lavoro su due tracce. Dopodiché ho bisogno di tornare sul kick, clicco sul kick, questo diventa blu, vedo come è fatto il basso e quindi potrei ipotizzare di fare quest'altra operazione, ritorno sul basso, siccome sul kick ho scavato qui, vado sul basso e casomai faccio il contrario. Questa operazione la sto facendo con un'unica schermata al triplo della velocità di quella che sarebbe andando da una traccia all'altra e non potendo mai vedere simultaneamente i due filtri che lavorano su due tracce diverse. Questo è molto, suppongo, importante per quello che è la vostra parte di produzione. Altre cose minori, ma anche queste a volte fanno la differenza. Se io adesso abbiamo qui un insert con 16 slot di insert, gli insert possono essere pre o post fader, la linea di pre-post fader la scegliete voi muovendo questa linea rossa, e anche la colorazione del plugin cambia se diventa pre o post fader. Anche questa è una cosa minore, ma una cosa che naturalmente ci può aiutare. Vi ricordo che oltre a lavorare con l'audio, finalmente in Cubase adesso possiamo fare un passo importante, cioè la possibilità di creare un prodotto audio-video all'interno di Cubase. Quindi adesso voi potete, se avete un video all'interno del vostro progetto, quindi io ho il video che mi viene dato dal videomaker del vostro progetto, sotto tutto il mix, potete montare video ed audio, dopodiché vi muovete su File, Export,
e audio mixdown, scusate, no audio mixdown, ritorno indietro, file, export, come vedete c'è l'opzione video, e questa prima non c'era. Quindi questo è molto molto importante, anche se fate audio per le colonne sonore, ad esempio. Un software che vi ricordo che questo ce l'ha sempre avuto Nuendo, ma neanche Nuendo lo poteva esportare. Invece adesso io clicco su video, adesso qui naturalmente il video non c'è, ma io gli dico il formato, quindi l'MP4, decido se metterci, anche questa è una cosa direi interessante, il timecode o no, quindi clicco e mi viene ad esportare il video con tutta la parte di audio che ho prodotto nel mio progetto, senza l'ausilio di ulteriori software esterni. Diciamo che questa del video è una delle cose che ci venivano più richieste e forse ed è veramente un plus. Le altre sono molto importanti, vi aiuteranno tanto nel mix. Non sto, come abbiamo detto anche in precedenza, a nascondervi che questa versione adesso ce l'abbiamo, una versione dove vedete abbiamo sviluppato tanta tecnologia, ma Cubase 11 non è lontanissimo. Quindi è importante capire dove siamo adesso. Naturalmente la prossima sarà una versione, speriamo anche quella ben riuscita, perché Cubase 10.5 è stato per noi ha avuto un riscontro importantissimo da parte dei produttori, degli artisti, ma anche di chi è un amatoriale in questo settore. Quindi speriamo che anche l'11 avrà da parte vostra lo stesso apprezzamento. Io sono aperto a qualsiasi domanda, non è facile perché voi siete di là, non so se c'è la possibilità, se avete qualsiasi tipo di dubbio, come fare, va benissimo, ok, anche su altri prodotti in genere. Mi muovo, grazie della pazienza, eccoci qua. Grazie. Qui vi dicevo, oltre alla scheda avete queste qui che sono le nostre schede entry level, poi io adesso non ce l'ho dietro, se voi vi suggerisco, naturalmente sono sempre solo suggerimenti, e considerate anche che con i negozi online potete anche poi restituire le cose, no? Quindi io, se doveste poi decidere di ipotizzare l'acquisto di una scheda buona per uno studio che abbia queste caratteristiche: 192 kHz di campionamento, 32 bit di quantizzazione, le connessioni sono C, quindi voi potete utilizzare sia l'USB 2 che l'USB 3. Gli ingressi sono Neutrik, i preamplificatori sono di classe A. Avete un controllo volume della cuffia che è separato dal controllo master, questo è importante. Le uscite sono jack e sono bilanciate. La potete utilizzare con il PC e con gli Apple, la potete utilizzare con l'iPad e con l'iPhone, perché dispone di un suo mixer che permette di gestirli. Quindi se lui fa elettronica, non la fai, o forse sì, la fai. Guarda, io li punto quelli che fanno elettronica perché sono del segmento. Se tu vai con che ne so, un musicista, no? E tu fai il live set, naturalmente quella è un'ottima ipotesi, perché tu te la metti, c'hai due ingressi e ti metti l'iPad e ti gestisci, perché all'interno questa scheda è DSP, quindi lui potrebbe fare, se è un vocalist, se una traccia pop elettronica, farlo cantare, dargli un riverbero, un equalizzatore a tre bande, shelving laterale e parametrico centrale e un riverbero in mandata. E questa poi c'ha la versione VST di ogni singolo DSP. Questa scheda si chiama UR22C, la precedente si chiamava UR22, la seconda generazione è la MK2, la scheda più venduta in tutto il mondo per un periodo, no, in tutto il mondo era la seconda, in tutta Europa, in tutto il segmento USB. Io consiglio naturalmente, se uno prevede di fare un acquisto di una nuova scheda, di un nuovo convertitore, di utilizzare comunque dei tipi di connessioni veloci, perché il mercato va in quella direzione. Quindi vi consiglio di provarla, la scocca è molto resistente, non ha bisogno di alimentazione esterna, se non quando utilizzate delle periferiche che non hanno molto corrente, come ad esempio l'iPad. In quel caso la connessione viene prelevata da un cavetto, quello telefonico, per caricare i cellulari. Poi, se voi avete bisogno di schede sempre più grandi, questa serie che si chiama UR, che adesso è la URC, ha fino a 8 ingressi. Tutti questi prodotti sono assolutamente realizzati da Yamaha, quindi sappiamo tutti la qualità di questi prodotti, vengono marchiati Steinberg per logiche di mercato. Okay? Ognuna di queste schede dispone di un Cubase entry level, quindi anche se uno poi dice: compro la scheda, sto iniziando, quella ti permette di iniziare e eventualmente poi di fare l'aggiornamento alla versione più grande. C'è altro?
Tu che cosa usi di software Cubase o ne hai un altro? Ok, per esempio su FL Studio è comodissimo la parte di creazione dei groove, no? Perché i producer giovani o non giovani vanno lì e poi casomai non finiscono lì, perché lì finire è un problema. Perché è buono per fare una cosa, non è buono, io non sto dicendo che non è buono, sto dicendo, ti consiglio o chi fa groove che in alcuni segmenti musicali, ad esempio quelli elettronica, ma poi l'elettronica adesso, dire elettronica non è come dici rock, cioè l'elettronica adesso è tutto, no? Sta dovunque. Comunque il groove nella musica in genere è una parte importantissima delle produzioni, di utilizzare qualcosa che si trova all'interno delle tracce MIDI o instrument di Cubase e si chiama Beat Designer. Ha la stessa, diciamo, ha una costruzione a livello di groove molto simile a FL Studio, quindi voi avete dei quadratini, ogni quadratino può essere un quarto, un ottavo, un sedicesimo, diciamo che lo poni a un quarto, se tu lavori in quattro quarti, normalmente più o meno è quello, ogni movimento dei quattro quarti è una colorazione diversa, quando tu apri la tua libreria, che può essere quella interna o quella che ami tu, ti fa sentire a sinistra i preview di ogni singolo colpo e quindi cominci a costruire con la stessa, diciamo, con lo stesso approccio che hai con Fruit Loop. Un'altra cosa che vi segnavo, ne parlavo con un amico anche di questo studio, con Massimo, sapete che avete qui un importante direttore d'orchestra, no? Massimo Morini, che ha vinto 8 Sanremo e usa Cubase, una versione un po' vecchiotta, però parlavamo di vari audio, che diciamo, è molto molto importante per quanto riguarda l'intonazione di ogni singola nota. Lui naturalmente, dato le sue capacità, anche con una versione non nuovissima riesce a fare tutto, ma partiamo di un artista con una sensibilità superiore alla media, se non avrebbe quei risultati. Però vi segnalo che noi abbiamo continuato a sviluppare questa tecnologia, che anche lì avete Cubase che c'è la trial version a tempo, scusate, a tempo illimitato, no illimitato, potete salvare tutto all'interno del progetto per un tot di giorni. Quindi se voi vi volete muovere o ipotizzare di muovervi da Melodyne, no? Andando direttamente sul punto, da utilizzare vari audio, io vi consiglio di farlo perché vari audio è veramente una cosa, è un software molto molto potente. Attualmente non è un plugin, per utilizzare vari audio deve avere Cubase. Ok? Sì, io sta mascherina non bevo, non cosa, sto quasi morendo. Sì, 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 assolutamente. Per gli arrangiamenti orchestrali è sicuramente un plus. Sfortunatamente non è usatissimo perché non abbiamo forse né comunicato bene quello che è. Come io segnalo, penso anche tu, l'importanza di avere la chord track o la chord pad, specialmente per chi non ha conoscenze importanti delle armonie, no? Dove il software ti guida verso una costruzione armonica, dove nel momento in cui le deve fare il remix cambia gli accordi e la linea vocale si allinea agli accordi. Quindi tu avrai tutte le note, chiaramente questo può aiutare, può diciamo, anche evolvere la creatività di un artista perché viene, come dire, in quel caso una spinta emotiva a livello creativa da parte del software, no? Questo sicuramente è importante. In quel caso invece quello che citava lui è possibile, chiaramente noi possiamo fare qualsiasi tipo di orchestrazione, metti là i suoni esce, ma attualmente avendo tutti gli strumenti al centro, non un controllo ad esempio dell'attacco, chiaramente l'attacco di un violino non è il contrabbasso, quindi il contrabbasso devi scrivere più lento perché l'arcata prima che arriva con la mano sulle corde ci mette più tempo del violino, quindi se tu disegni tutte queste cose lo puoi fare su Fruit Loop, su Logic, su te, però ti devi spalmare le tracce. Quindi tu ti spalmi 16 tracce orchestrali e arrivederci. In questo caso lui e non io, lui nel senso che lui suona le tastiere, io non le suono, quindi lui se le suona su un'unica traccia e poi disegna, perché quello che sta dicendo lui è semplicemente questo: voi avete un'unica traccia MIDI, se voi avete le note in verticale, quindi se io lavoro con un altro software e scrivo sotto qualcosa, tutte le note subiscono quel controllo. Invece con quello che dice lui, se io, una banalità assoluta, do, mi, sol e il sol sono i contrabbassi e quindi lui li vuole mettere a destra, clicca sulla nota
proprio sulla nota e le sposta a destra, e quello che c'è sotto non viene modificato. Quindi un'unica traccia che gestisce un armamento più tutta la parte espressiva, invece di avere un'ottava dedicata, però insomma, quella è una cosa per pochi, ecco, dei tuoi livelli, spero anche dei loro sicuramente, insomma. Che non è proprio scemo, anzi, esatto. Sapete chi è Hans Zimmer, no? Sai anche che Zed usa Cubase, che non è, pure lui non è proprio uno degli ultimi. Oppure Joker, il film, no? La colonna sonora, il Grammy, è una compositrice che usa Cubase. Oppure No Roof, per dire la super hit dell'anno scorso, vi ricordate? Quella è tutta realizzata con Cubase. Un amico mio lo volevo invitare, adesso siamo qua, che non so quanti altri eventi faremo, perché purtroppo la situazione è questa. Scusami? Capriponte lo conosco da 100 anni, abbiamo fatto pure un remix di un pezzo di Giovanotti e me l'ero pure dimenticato che avevo fatto questo. Sì, 300 anni fa, sì. Ti ricordi che stavo io suonando la chitarra? Sì, Capriponte da sempre, nel mercato italiano ne abbiamo tanti, tanti. Lui non è proprio vicino all'elettronica che facevo io, perché ne facevo un'altra, però Capriponte sicuramente è un esponente importante della scena elettronica italiana. E poi c'è una label che tuttora ha una sua forza in quel segmento. Avete altre domande? Vi dico io, per quanto riguarda i controller, ne produciamo solo uno, si chiama il CC121, che è un Feder motorizzato, e poi avete tutto questo controller, diciamo, di questa dimensione, che al momento è l'unica cosa che facciamo. Però abbiamo tanti progetti, dalle tastiere ai controller, perché ci vengono chiesti. Noi abbiamo solo quel controller e poi si salta ad una cosa che costa 9.000 euro, però in mezzo c'è un vuoto che tenteremo di colmare il prima possibile. Altri prodotti che vi segnalo, Wavelab per fare mastering, che loro hanno, cioè qui adesso che sono un po' più libero, che non ho anche la telecamera, naturalmente è molto molto importante, perché loro lo hanno, tra l'altro, Nuendo, a cui io tengo particolarmente. Nuendo è un software che ce l'ha, sì, che si fa Guerre Stellari, c'è la Mediaset, tutta la messa in onda viene fatta da Marco Trinchero, che usa Nuendo, e sarebbe Cubase con una serie di espansioni per la parte cinematografica, che anche qui avete, giusto? E anche questo non è facile, trovare centri. Oltre che lui è validissimo, e qui le cose si fanno veramente, non si fa solo docenza, che non è che chi fa solo docenza è di meno, però secondo me anche qui è una cosa in più, una cosa vera che uno ci capisce. Quindi questi sono i software, più un software di notazione musicale che si chiama Dorico, che è una preparazione degli sviluppatori di Sibelius, che è un altro software di notazione musicale. E poi una serie di librerie che noi continuiamo a portare avanti, a sviluppare, sempre cercando di fare cose interessanti. Ok? Vi ringrazio ancora e buon weekend.